Un legame stretto e di vecchia data quello tra Istrana e gli aeroplani, che nasce dalla presenza della base dell'aeronautica. Un legame che nel comune alle porte di Treviso è vissuto anche con la passione verso il mondo dell'aeromodellismo, protagonista da 4 anni di una mostra del modellismo che richiama visitatori da tutta la provincia e dai territori limitrofi. Aerei, auto, moto, treni, navi e poi veicoli civili e militari d'epoca, modellini radiocomandati e un'esposizione di Lego di quasi 1000 metri quadrati. Un ricco campionario cresciuto in questi anni grazie anche all'apertura gratuita della mostra di Istrana a tutti gli espositori. Quello che facciamo esclusivamente per portare solidarietà e per far crescere il paese. Nessun espositore paga un centesimo per poter esporre, ma da 4 anni a titolo gratuito viene concesso l'utilizzo delle strutture pubbliche che abbiamo. Un evento cresciuto grazie alla passione e anche allo spirito di solidarietà innato al piccolo comune trevigiano. Anche per questo ospite d'onore dell'evento è stato Sammy Basso, autore dell'emozionante racconto Il viaggio di Sammy, che ha lanciato un messaggio a favore della raccolta fondi per l'associazione italiana Progeria Sammy Basso Onlus. L'associazione italiana Progeria Sammy Basso e si occupa di fare ricerca sulla progeria, e perché essendo una malattia molto rara che colpisce 100 casi in tutto il mondo, nessuno ha interesse a fare ricerca. Il messaggio che voglio dare è che però la ricerca è molto importante, non solo per i 100 casi, ma essendo la progeria conosciuta come sindrome del vecchiamento precoce, perché porta appunto a molti dei problemi che hanno le persone anziane. Fare ricerca sulla progeria vuol dire ricercare non sulle 100 persone come dicevo prima, ma su tutta l'umanità. E dunque il messaggio è quello di impegnarsi anche in questo campo. Ecco. A presentare il viaggio di Sammy e il suo autore è lo scrittore Fulvio Ervas. La cosa importante che Sammy dice, come dice il suo libro, tiriamoci sulle maniche, anche di fronte a una condizione molto complessa si può fare qualcosa. Quindi il messaggio è: se tu hai grinta, sogni, volontà, anche montagne gigantesche si scalano, e Sammy è uno scalatore di prima categoria. Se c'è una rete, se ci siamo noi attenti, se c'è una comunità che si stringe attorno, possono fare una vita molto dignitosa, molto bella e soprattutto insegnarci molto. La cosa importante è che possiamo imparare molto. Un appuntamento con la solidarietà in una comunità che ha fatto del volontariato una missione. È il caso dell'Associazione Volontari di Istrana, una squadra di 29 volontari che da oltre 20 anni presta servizio sociale per la cittadinanza. Facciamo mediamente intorno ai 40-45 mila chilometri all'anno, li portiamo nelle case di riposo, quelli che frequentano di più, presso le strutture sanitarie, sia gli ospedali che strutture riabilitative tipo AREP, eccetera. Non solo nella provincia di Treviso, qualche volta spesso andiamo anche fuori dalla provincia per portare queste persone. E che Istrana sia campione di solidarietà è una speciale classifica a dirlo, per la soddisfazione del primo cittadino. Il Comune di Istrana, in un'indagine del Sole 24 Ore che è stata pubblicata l'anno scorso, è risultato il terzo comune in Italia sui 9.000 e oltre comuni italiani in tema di qualità e rapporti sociali. Ecco, questo ci fa onore e ci rende particolarmente orgogliosi, perché è una cosa che non si costruisce coi soldi, ma coi rapporti fra la gente.